Ma fammi vedere un po' dove l'ha messo Mertens il pallone. Dov'è il pallone? Oh, Cragno, mi dici dove l'ha messo il pallone Mertens? Arami su pallone Mertens. Dove l'ha messo Cragno il pallone Mertens? Addossa, è kill? No, non è kill. Ma buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napoli! E vai! E vai! Mamma mia, vittoria importantissima, voglio. Vittoria stra importantissima, che importantissima. Cioè, dopo la sconfitta in casa, in campionato contro il Lecce, me l'aspettavo, che si faceva il colpaccio a Cagliari, perché perdendo in casa poi il Napoli si rifaceva in campionato. È stata una bella partita. Il Cagliari, anche se l'è giocata, però è stata secondo me abbiamo meritato la vittoria perché siamo stati più propositivi, più in partita noi che il Cagliari. Il Cagliari giocava di contropiede, il Napoli ha tenuto sempre il pallino del gioco anche prima di far gol. Mi è piaciuto tanto Elmas nel primo tempo, che si è sempre proposto in attacco, ha saltato l'uomo, gli è mancato il tiro in porta perché il Cagliari è stato ben combatto lì dietro. Solo una magia di Tris, di Trilli Mertens, poteva farci vincere. Ha fatto una giocata pazzesca, voglio. Poi Gattuso oggi ha azzeccato il cambio. Ha fatto uscire Demme, ottima partita di Demme, anche questa qui nel primo tempo, poi lo cambia verso il 60esimo, entra Insigne, è proprio Insigne a fare l'assist a Mertens e Mertens si inventa un gol capolavoro, spettacolare, e Trilli e sciuto pazzo, frate. Mamma mia, voglio. Che gol! Diciamo del Cagliari mi è piaciuto, a parte il portiere Cragno, che ha fatto qualche parata importante, ha fatto quella su Zielinski, poi mi è piaciuto Nandez che ha corso tanto, secondo me, ha dato tanto, era sempre propositivo in avanti, mi è piaciuto, è uno dei migliori del Cagliari, secondo me. Aspettavo qualcosa di più da Simeone. Invece ha deluso come Joao Pedro, Joao Ferreiro, il nuovo acquisto del Cagliari che oggi ha fatto vedere delle cose buone, ha tirato tante volte in porta, non centrando lo specchio della porta, ma comunque ha fatto vedere le qualità che ha, si è fatto sempre trovare lì al tiro, ha saltato in un paio di volte i nostri giocatori, però comunque alla fine il Napoli ha meritato per come ha costruito, per quanto ha costruito, per come è arrivato in porta a tirare con Zielinski più di una volta. Zielinski è il migliore secondo me del nostro Napoli. Poi mi è piaciuto il Mas, anche se non è arrivato al tiro, però si è proposto sempre in avanti. Mi è piaciuto Mario Rui come atteggiamento, Isai così, Insigne quando è entrato, Demme ancora una buona prestazione. Hanno fatto tutti, anche Callejon ha fatto bene. Secondo me la fase difensiva voglio, di Lorenzo, che come ha tenuto a Simeone, Di Lorenzo non l'ha fatto giocare. Anche Di Lorenzo mi è piaciuto tantissimo. Nukasin insieme, e che vuol dire a fare, Manolas e Maksimovic, che sono diventati i due pilastri affermati di questo Napoli. Koulibaly ormai fa la panchina, questo dice che andrà sul mercato, andrà via a giugno, voglio, quasi sicuramente. Però Maksimovic e Manolas veramente voglio, mi fanno godere come una riccia arrotolato frate. Veramente sto pariando, voglio, sto pariando. Complimenti al Cagliari che comunque ha fatto una buona partita. Alla fine l'abbiamo portata noi a casa con una magia, con una pennellata di Ciro Mertens, che solo lui si inventa quelle giocate. Voglio, ma quanti gol ti ha fatto così Mertens? C'ha la giocata proprio nel sangue il nostro buffetto, voglio. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma venite amici cagliaritani e amici e fratelli napoletani ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Lo so, è così la vita. Ciruz t'ha portata la pizza che stasera, amico mio. Buona serata a tutti amici. Da Napoliello 87 e magni da pizza e Ciro e forza Napoles!